Allora, innanzitutto grazie molte all'Associazione per la Costituzione e a tutti quanti hanno contribuito ad organizzare questo festival di quest'anno, ma anche degli anni precedenti. Prima di venire ho guardato il calendario, un calendario ricchissimo e interessantissimo. Grazie anche di avermi posizionato in mezzo a studentesse e studenti che è il mio ambiente preferito, diciamo, anche insegnando all'università. Allora, guerra e democrazia. Sono due termini antitetici. Partiamo da questo presupposto. Oggi la vertigine della guerra sta avvolgendo le democrazie. Vi leggo le parole di Ursula von der Leyen del 3 marzo 2025. Una pace duratura può essere costruita solo sulla forza e la forza inizia con il rafforzamento di noi stessi e questo è lo scopo del piano che presenterò agli Stati membri domani, Rearm Europe. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 approvano poi il principio, così si legge in una risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile, di pace attraverso la forza. Ma è così? La pace si fa attraverso la forza? A me pare che si stia affermando un principio letale che si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. È un principio che divora le risorse a discapito della giustizia sociale e ambientale, militarizza lo spazio democratico, reprimendo la dissidenza e verticalizzando il potere, chiude l'orizzonte. Risuona quella che era l'ammonimento di Karl von Clausewitz: la guerra non scoppia improvvisa, la sua preparazione non è opera di un momento. Due termini antitetici perché la democrazia è compagna della pace, non della guerra. La democrazia è lo spazio nel quale i diritti vengono garantiti e si perseguono uguaglianza, emancipazione e giustizia sociale. Si fonda sul riconoscimento dell'altro, sull'espressione pacifica del pluralismo e dei conflitti. È la struttura che assicura la limitazione del potere. La guerra, invece, è terreno di violazioni dei diritti, ha nella sua essenza la dicotomia amico-nemico e contempla la sopraffazione dell'altro, esprime diseguaglianza e istinti di dominio, si accompagna alla concentrazione del potere. È coerente quindi la nostra Costituzione quando nel costruire la democrazia, una democrazia esigente, pluralista, conflittuale, sociale, armonicamente sancisce il principio pacifista all'articolo 11, rinnegando e rifiutando nei rapporti fra popoli e stati la violenza e l'ingiustizia e dunque le guerre di aggressione, il colonialismo, la prevaricazione, la diseguaglianza. Ricordiamolo oggi, quando il silenzio di fronte ad un genocidio in diretta, solo ora si alza qualche voce flebile peraltro e non seguita da azioni, dopo oltre 50.000 morti. Oggi, quando il brutale respingimento delle persone migranti, ma anche la visione del mondo all'insegna delle minacce, provate a leggere la risoluzione del Parlamento del 2 aprile europeo del 2 aprile 2025, si individuano nel mondo solo minacce. La corsa riarmo ancora. Tutto questo trasfigura le democrazie, che si dissolvono nel non diritto dei doppi standard, nei diritti ridotti a privilegio di alcuni, nella cittadinanza come perimetro dell'esclusione. Stiamo di nuovo, ancora, e lo dico con le parole di un poeta, Salvatore Quasimodo, all'uomo della pietra e della fionda, quello che era nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura, l'uomo che ha ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri. La democrazia, invece, ha tentato di sciogliere l'ambiguità dell'uomo, quell'uomo che, come scriveva Sofocle nell'Antigone, si incammina ora verso il bene, ora verso il male. La democrazia ha tentato di sciogliere questa ambiguità, costruendo uno spazio di pace e diritti, con la duplice consapevolezza, sintetizzo, del male da un lato e dall'altro con la tensione a trasformare la società su basi di eguaglianza, di dignità e di emancipazione. Pensiamo all'articolo 3 della nostra Costituzione. Ecco, non a caso
Allora i costituenti hanno scelto con cura le parole per la pace. Ripudia la guerra, che è il titolo di questo festival, dell'articolo 11. Il termine è stato preferito ad altri, è stato preferito a condanna e rinunzia. Il presidente della Commissione dei 75, Ruini, in Assemblea Costituente, sintetizza così il senso della scelta. La Commissione ha ritenuto che mentre condanna ha un valore etico più che politico e giuridico e rinunzia presuppone in certo modo la rinunzia ad un bene, ad un diritto, il diritto alla guerra che vogliamo appunto contestare, la parola ripudia ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra. L'intento, come sottolineava un altro costituente, Togliatti, è mettere la guerra fuori legge. I costituenti delle varie forze politiche convergono su questo intento, sancire con forza, con la massima forza possibile, il principio pacifista, la pace. La Costituzione, all'articolo 11, precisa il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E insieme l'articolo 11 contiene 3 proposizioni che sono armonicamente connesse, prevede in condizioni di parità limitazioni di sovranità in favore di un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni. Limpido, se leggiamo queste parole, è il parallelismo con la democrazia. Dialogo e discussione in luogo di sopraffazione e violenza, garanzia dei diritti, eguaglianza e reciproco riconoscimento, come terreno della Repubblica che si vuole costruire e linea da seguire nelle relazioni internazionali. Esplicita questo nesso molto bene in Assemblea Costituente Teresa Mattei, una delle 21 madri costituenti, che accomuna, cito le sue parole, nel volto nuovo, fatto di democrazia, di lavoro, di progresso sociale della nostra Repubblica, la solenne affermazione della volontà di pace e di collaborazione internazionale, la dignità della persona umana, la completa eguaglianza di tutti i cittadini. Residua come unica guerra giuridicamente ammessa la risposta in difesa rispetto ad un attacco armato al territorio dello Stato, come dice la Corte Costituzionale, a salvaguardia del territorio nazionale. Il riferimento è allo Statuto delle Nazioni Unite, che nell'orizzonte di un divieto dell'uso della forza, articolo 2, paragrafo 4 della Carta, fa salvo, all'articolo 51, il diritto naturale, cito dallo Statuto, di autotutela individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintanto che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Sottolineo una parola, fintanto che. Cioè, da un lato la guerra è ripudiata, non esiste un diritto alla guerra, uno ius ad bellum. Dall'altro si sancisce che anche nella guerra esiste un diritto, esistono dei limiti, lo ius in bello, il diritto internazionale umanitario, le convenzioni di Ginevra del 1949 in primo luogo, ed esiste la previsione, anzi la necessità, quel fin tanto che, la necessità di interventi che riportino alla pace. Oggi entrambi questi assunti, ripudio della guerra e dei limiti alla guerra, sono negati e stravolti. La guerra, come diritto alla guerra, è un tragico ossimoro che sta tornando, forse dovrei dire già tornata, forse non è mai scomparsa, come orizzonte possibile. Anzi, non solo come possibilità contemplata, ma direi perseguita, perché Riarmo sta chiudendo l'orizzonte sulla guerra. La guerra rischia di non essere più solo una possibilità, ma l'unico futuro che si prospetta. Questo per tacere della morte universale, come nel manifesto Russell-Einstein del 1955 è definita l'estinzione nucleare, o, come diceva Gunther Anders, della possibilità di annientarsi dell'umanità. L'escalation bellica contraddice anche il minimo comune denominatore in senso hobbesiano alla base di ciascuna comunità politica dello Stato,
cioè l'autoconservazione, perché l'autoconservazione spinge attraverso l'uso della ragione l'uomo a cercare la pace, è un potere comune che l'assicuri. Ecco, dopo anni che la guerra era, tra virgolette, lontana per il nostro approccio occidentalocentrico, Yemen, Siria, Afghanistan, Libia, Iraq, senza scordare le guerre che hanno devastato e devastano il continente africano e paesi dimenticati come Sudan e Congo. E dopo anni in cui la guerra era camuffata, appare sulla scena dichiarandosi senza remore con il nome proprio di guerra. Per anni la guerra è comparsa come frammentata in tanti pezzi, la guerra a pezzi di cui ragionava Papa Francesco. Tanti scenari di guerre locali che invero sono guerre globali, cioè guerre globali in senso geopolitico, come guerre despazializzate, guerre globali come guerre egemoniche e guerre globali anche come guerre condotte tra stati e non limitate dal diritto internazionale, una guerra cioè illimitata. Ecco, è un regime, quello di guerra globale, di cui Hartz e Mezzadra sottolineano lo stretto intreccio con le strutture capitalistiche, ricordando come la logistica moderna, in particolar modo, abbia una genealogia militare che affonda le sue radici nelle imprese coloniali e nella tratta atlantica degli schiavi, e come oggi si rilevi una crescente compenetrazione di geopolitica e geoeconomia con una militarizzazione della vita economica. Torniamo alla guerra. La parola flagello, con la quale si accompagna la guerra nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite, è stata progressivamente sostituita da aggettivi accattivanti. Pensiamo guerra umanitaria, guerra per la democrazia, da difendere o da esportare, guerra per i valori, guerra per i diritti, e poi la dottrina della guerra preventiva, Iraq 2003, la guerra vista come responsabilità di proteggere, la guerra che si nasconde dietro operazioni contro il terrorismo, Afghanistan 2001, o missione speciale. Putin non è stato il primo ad utilizzare il termine operazione speciale per occultare una guerra. Ecco, mi limito a citare in particolar modo uno dei primi passaggi in questo senso, la guerra in Kosovo, 1999, qualificata come intervento umanitario, dove i diritti umani sono citati come giustificazione unica e sufficiente dell'intervento, dimenticando che la presenza di procedure, la presenza di forme garantiscono universalità ed eguaglianza. Lo diceva Tocqueville già, le forme servono a barriera tutelando il debole nei confronti del forte. Se si dimenticano le forme si rischia che si affermi una vecchia imperitura legge, la legge del più forte. L'intervento in Kosovo è stato deciso ed eseguito al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, dalla NATO. I diritti umani in questo intervento sono stati strumentalizzati, cioè se essi sono giustificazione e legittimazione della guerra, dovrebbero esserlo sempre, secondo il canone dell'universalità, cioè si dovrebbe intervenire in ogni luogo in cui i diritti umani sono violati. Fermo restando un interrogativo: violare i diritti con la guerra per tutelare i diritti? Perché la guerra con sé comporta violazioni dei diritti. Il diritto internazionale è stato ignorato in quel caso. I colleghi di diritto internazionale scrivevano che occorreva mandare al macero i libri di diritto internazionale. E per quel che ci concerne, la Costituzione violata. Parallelamente, ma anche qui mi limito ad un cenno, si assiste ad una metamorfosi nel concetto di difesa, quella difesa che era collegata ad un attacco armato al territorio. Emblematico in questo senso il nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica, sempre 1999, un documento in cui la NATO si autoattribuisce la possibilità di condurre delle operazioni di intervento in caso di crisi non previste dall'articolo 5,
cioè come reazione ad un attacco armato al territorio di uno dei membri dell'alleanza, e in tutte le possibili evenienze. Cosa succede? Succede che aggettivi e narrazioni ossimorici rispetto alla guerra, diritti, democrazia, hanno rilegittimato la guerra, sino alla sua normalizzazione, per cui oggi la guerra può permettersi di apparire senza vesti. E aggiungo, anche senza imbarazzo, nel presentarsi con le sue vere ragioni, cioè controllo delle risorse, politiche coloniali, neocoloniali, estrattiviste, egemoniche di potenza. Pensiamo al richiamo esplicito alle terre rare in Ucraina o alla deportazione dei palestinesi da Gaza. E si normalizza, accanto a questo diritto alla guerra, la guerra senza diritto. Intendiamoci, la guerra in sé, come trionfo della violenza e della sopraffazione, è un fallimento del diritto, è un fallimento della politica, è un fallimento della democrazia, ne costituisce una contraddizione di per sé, è il lato oscuro dell'ambiguità che connota l'uomo e riflette la dialettica della storia che è attraversata da questo conflitto tra istanze di emancipazione e istinti di dominio. Lo ius in bello, cioè il diritto nella guerra, in tal senso è esso stesso una contraddizione, che si rivela tale negli orrori e nelle atrocità che la guerra sempre reca con sé. È un tentativo di contenere un mostro, la guerra, che ha nella sua essenza la violenza e si esprime attraverso la violenza. Tuttavia, la guerra senza diritto è ancora un passo oltre, che racconta di una violenza senza limiti, che si coniuga con un processo di disumanizzazione e di legittimazione della stessa violenza. Come non pensare allora ai palestinesi? Come non pensare a Gaza? Emblematico e terribile è il riferimento agli animali umani da parte del ministro della difesa israeliano Gallant, 9 ottobre 2023, per giustificare l'assedio totale. Dice: non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è chiuso, afferma: stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza. Oggi vediamo il massacro di bambini e di civili, la rivendicazione della fame come arma di guerra, la distruzione di ospedali e scuole, la destrutturazione della comunità, del legame sociale. E ad essere violato è proprio anche il diritto nella guerra, cioè il nucleo minimo del diritto internazionale, il diritto umanitario, cioè ad essere violato è il senso dell'umano. Ma pensiamo anche ad un'altra guerra, non tradizionale, quella contro le persone migranti, che sono definite minaccia ibrida, questo nei documenti della NATO ma anche nei documenti dell'Unione Europea. Pensiamo al vanto di Trump per i migranti deportati in catene o alla indifferenza nostrana nel definirli cariche residuali, così il ministro Piantedosi, o pensiamo ai migranti deportati in Albania, non con le catene ma con le fascette di plastica. E la violenza disumana del potere in questi casi, che appare nuda e che si manifesta come necropolitica. Necropolitica, cioè una versione crudele della sovranità, che si concretizza, come scrive Mbembe, come controllo sulla mortalità. Riconoscono queste violazioni dei diritti i giudici internazionali, ad esempio, quelle compiute da Israele a Gaza. Pensiamo all'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024, ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale il 21 novembre 2024, riconoscono i giudici le violenze compiute nei confronti delle persone migranti. Pensiamo alle moltissime pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Pensiamo anche alle pronunce dei giudici nazionali, in primo luogo nei confronti dei migranti portati nei centri in Albania. E sottolineo questo per rilevare come qui si compia un ulteriore passo, in realtà,
verso la barbarie, perché qui compare la rivendicazione delle violazioni, che passa attraverso l'attacco ai giudici, con la stigmatizzazione dei giudici come antisemiti o la squalificazione del ruolo dei giudici, o provvedimenti ad esempio come l'Executive Order di Trump del 6 febbraio 2025 che introduce delle sanzioni nei confronti di giudici, agenti ed impiegati della Corte Penale Internazionale, un giudice internazionale istituito attraverso un trattato sottoscritto da moltissimi stati. O pensiamo ad atti politici come gli inviti a Netanyahu in spregio ai mandati di arresto, o pensiamo alla recente lettera promossa da Italia e Danimarca contro le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un organismo giudiziario legato al Consiglio d'Europa, perché tutela i diritti, troppo si dice, i diritti dei migranti. Cioè si afferma un potere che non ha vergogna delle violazioni del diritto e dei diritti, ma le rivendica. Non finge di rispettare i limiti, ma li infrange con tracotanza. Ed è oltre l'impunità, perché pretende di essere la legge, una legge che si identifica con la mera forza. Il diritto, sfibrato da doppi standard, violato, rischia di cessare completamente di esistere. Viene squalificato, viene deriso, viene ignorato. Non solo si valica il limite, ma si nega che esiste. Ma il limite è rappresentato dal diritto. È quello che garantisce il rispetto dell'umano, dell'eguaglianza, dei diritti, della pace, la possibilità di esistenza della democrazia. E allora compare la guerra. Compare la guerra, come dicevamo prima, come ossimorico diritto alla guerra e la guerra senza diritto, come strumento e modo di esistere di un potere illimitato. Un potere che è sempre più insieme economico e politico. La collusione tra sfera politica e sfera economica e l'influenza del potere economico su quello politico sono una storia antica, ma ora si ripresentano in forme che portano indietro le lancette della storia, al periodo medievale dell'ordinamento patrimoniale privatistico. Pensiamo alla foto dell'insediamento di Trump, circondato dai big del capitalismo digitale. Cioè le qualificazioni della democrazia come democrazia illiberale, democrazia plebiscitaria, assumono le sembianze sempre più di un nudo neoliberismo autoritario, di una plutocrazia, di una tecnolegarchia, di un fascioliberismo. La politica viene ad essere privatizzata. E questo, diciamo, dissolve la democrazia sociale, dissolve la democrazia nella sua veste minima ancora e non sufficiente, cioè come democrazia liberale, e porta ad assumere come strumento la guerra. La guerra, come dicevo, dissolve il diritto e neutralizza la democrazia. A contrario, si profila quello che è un rapporto simbiotico tra guerra e autoritarismo. Cito Calamandrei. La dottrina democratica, dice Calamandrei, non è fatta per arrestarsi e per concludersi alle frontiere nazionali. È verità ormai troppe volte tragicamente scontata che totalitarismo e dittatura all'interno significano inesorabilmente nazionalismo e guerra all'esterno. E possiamo aggiungere e viceversa, vi è un rapporto simbiotico tra guerra e autoritarismo, come quello tra pace e democrazia. L'impatto della guerra sulla democrazia è devastante, colpisce gli aggettivi che connotano e conferiscono sostanza alla democrazia. Democrazia come costituzionale, come pluralista, come conflittuale, come sociale. L'approccio proattivo alla sicurezza, cito di nuovo Ursula von der Leyen nel presentare il libro bianco per la difesa europea, la cosiddetta prontezza 2030, il 19 marzo 2025, veicola la stessa idea di sicurezza che si rintraccia nella deriva autoritaria che segna il passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale. Muta il concetto di sicurezza, cioè la sicurezza non è più sicurezza dei diritti, sociale, del lavoro, ma è sicurezza come ordine pubblico,
un ordine pubblico inteso in senso ideale, che sostituisce alla partecipazione l'obbedienza. Pensiamo al decreto sicurezza 48 del 2025, che in questo momento è in corso di conversione in Parlamento. Vi leggo un passaggio della risoluzione del Parlamento del 2 aprile 2025, Parlamento europeo. È necessaria una comprensione più ampia tra i cittadini dell'Unione Europea delle minacce e dei rischi per la sicurezza, al fine di sviluppare una comprensione condivisa e un allineamento delle percezioni delle minacce in tutta Europa e creare una nozione globale di difesa europea. Allineamento delle percezioni. Per allineare le percezioni, cioè omogeneizzare. La democrazia però è pluralismo, è conflitto, è dissenso. Si prevedono programmi di formazione per insegnanti, collaborazione con le università, cioè si pongono le basi, dopo la normalizzazione della guerra, insieme alla normalizzazione della guerra, di una cultura della guerra e della paura. Pensiamo al kit di sopravvivenza che aveva proposto la commissaria europea. Guerra ed emergenza sono poi alleate del processo di verticalizzazione del potere, un processo di ormai lungo corso. Sono alleate della chiusura degli spazi politici, con il progressivo scivolamento verso un'autocrazia che è occultata nella forma di una democrazia che è immunizzata dai conflitti, ma una democrazia senza conflitto, ovviamente espressa in forma pacifica, è una mistificazione di se stessa. Perché insito nella democrazia è il pluralismo. In una democrazia, diceva Bobbio, il dissenso è necessario. Il discorso pubblico diventa sempre più militarizzato e la dicotomia amico-nemico che è propria della guerra si riverbera con la sua logica escludente su una democrazia inaridita e facilita lo scivolamento della democrazia verso una sua versione solo più decidente. La guerra, quindi, con la sua violenza che uccide ed esclude vite e diritti, corrode anche il tessuto delle democrazie. La guerra mira all'esclusione, alla delegittimazione, all'eliminazione del nemico. Il conflitto come cuore della democrazia, invece, è confronto, è discussione, è mediazione tra le diverse visioni del mondo, nello spazio di un riconoscimento reciproco e attraverso forme pacifiche. Sottolineo, pacifiche non significa pacificazione forzata e omologazione, non significa quell'allineamento delle percezioni di cui dicevamo prima, perché lo spazio pubblico è uno spazio plurale e lo è anche se non soprattutto quando, come dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo, le opinioni urtano e inquietano. E quindi fondamentale è la garanzia dei diritti legati alla protesta, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di riunione. Altrimenti, come diceva Rosa Luxemburg, la vita pubblica s'addormenta e diventa apparente. Uno dei primi diritti a cadere sotto la scure della guerra è la libertà effettiva di manifestazione del pensiero. Manifestazione del pensiero nel suo essere libertà di critica, di protesta, di dissenso, nel suo imprescindibile nesso con il pluralismo. La propaganda bellica tende ad espellere, tacciandole di tradimento, di disfattismo, pensiamo alle accuse di filoputinismo, di antisemitismo, tutte le opinioni che non sono allineate. Compaiono con la guerra parole e concetti che non si possono dire, che vengono espulsi dallo spazio di discussione pubblica. Con la guerra si impongono approcci e linguaggi binari che non ammettono la complessità e rifuggono la profondità della storia, non si contestualizza, si semplifica. Il pacifismo stesso, inteso come ripudio della guerra e perseguimento della pace attraverso la pace, articolo 11 della Costituzione, si trova quasi ad essere annoverato tra le istanze sovversive. La propaganda di guerra addomestica alle falsità,
distorce, introduce una narrazione a senso unico. Suo canone è quella che viene definita la logica dell'insistenza, cioè ripetere, impermeabili ad ogni smentita, finzioni e menzogne, fino a quando non sono ritenute vere. Scriveva Gramsci nei quaderni del carcere: i discordi sono disposti in un pulviscolo individuale e disorganico, e una sola forza, controllando gli organi dell'opinione pubblica, giornali, partiti, Parlamento, modella l'opinione e quindi la volontà politica nazionale. Cioè la guerra mobilita a senso unico e allo stesso tempo narcotizza le coscienze, abitua alla passività e quindi ben si sposa con la figura di un capo, la democrazia del capo, il progetto del premierato, al quale demandare le scelte. La repressione, dissuasione ed intimidazione del dissenso, come la paura connessa alla guerra, al nemico, sono funzionali alla creazione di un terreno di acquiescenza, di passività, e quindi il clima bellico trova un naturale terreno nella repressione del dissenso, che criminalizza chi contesta. Il tutto in una società sempre più disgregata, frantumata e competitiva. Una società dove l'estraneazione, lo dico con le parole di Hannah Arendt, dei rapporti sociali, che fa sentire abbandonato dal consorzio umano, si coniuga, sempre Hannah Arendt, con l'isolamento, quel vicolo cieco in cui gli uomini si trovano spinti quando viene distrutta la sfera politica della loro vita. La guerra, allora, non è solo guerra, è guerra che si fa anche guerra contro il dissenso, contro i migranti, contro i poveri, che sono il trittico del nemico, dissenzienti, migranti e poveri, che ritroviamo nei provvedimenti in materia di sicurezza. E quindi ad essere svuotata è la democrazia come pluralismo, come conflitto, come partecipazione, articolo 3 della Costituzione. Non solo, la democrazia viene ad essere vittima della guerra anche in quanto democrazia sociale e terreno di trasformazione sociale. Primo punto, il conflitto sociale e le sue potenzialità emancipanti sono occultate attraverso l'arruolamento in una società unita contro un nemico esterno, il non c'è alternativa, il mantra thatcheriano, che si sposa con l'artificiale omogeneità dell'impostazione binaria della guerra. Non c'è spazio per il riconoscimento delle contraddizioni sociali, dalle quali muovere per il riconoscimento e per un'emancipazione di ciascuno e di tutti. La figura del nemico, ancora, compatta e distoglie l'attenzione dalle diseguaglianze sociali, come anche dai disastri ambientali. Arruola i cittadini in una visione del mondo, nella quale in realtà non si tratta della loro emancipazione, ma della competizione poi per il dominio di altri. Ancora, secondo punto, la logica bellica del nemico dà forza alla costruzione del povero come nemico, quindi da criminalizzare, da disumanizzare, sostituendo la prospettiva della Costituzione, dell'emancipazione sociale, della rimozione degli ostacoli dell'articolo 3, con la ghettizzazione e l'espulsione sociale. Pensiamo al decreto Caivano, pensiamo a misure come il Daspo urbano, delle misure di allontanamento, che sono due esempi concreti. Ancora, terzo punto, l'allocazione di risorse per la guerra avviene a discapito di delle risorse che dovrebbero essere destinate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, alla garanzia dei diritti sociali, sanità, istruzione, lavoro. Il warfare sostituisce il welfare e l'economia di guerra. L'aumento delle spese militari viene ad essere quindi contro la pace e la democrazia, sia in quanto espressione e veicolo di una cultura della guerra che restringe spazi politici e neutralizza il conflitto sociale, sia in quanto sottrae risorse alla costruzione di una democrazia sociale. E la Corte Costituzionale, ad esempio, in molte sentenze, l'ultima la 195 del 2024, dice che occorre prioritariamente tagliare le spese non riconducibili a principi costituzionali. Principi costituzionali sono sanità, istruzione, lavoro, la garanzia dei diritti sociali è una priorità. La spesa per le armi non lo è. Ancora,
dominio di una propaganda bellica, pervasiva, tende a ripercuotersi anche sul futuro, con narrazioni distorte. Scrive Debord: la prima intenzione del dominio spettacolare era far sparire la conoscenza storica in generale e quasi tutte le informazioni e tutti i commenti ragionevoli sul passato più recente. Con la distruzione della storia, l'avvenimento contemporaneo si allontana immediatamente in una distanza favolosa tra le narrazioni non verificabili, le statistiche incontrollabili, le spiegazioni inverosimili, i ragionamenti indifendibili. Con la fine della storia, però, scompare anche la critica dell'esistente e la prospettiva di un futuro alternativo. Cioè il controllo sul presente, attraverso la perdita della dimensione storica e della complessità, ipoteca la trasformazione del futuro. E la nostra democrazia, la democrazia della Costituzione, è anche invece un progetto di trasformazione sociale. Si proietta nel futuro per rimuovere diseguaglianze, garantire una partecipazione effettiva, un pieno sviluppo della persona umana. Di nuovo l'articolo 3 della Costituzione. Mi avvio alle conclusioni. Con che fare per rendere effettivo, come recita il titolo di questo festival, il ripudio della guerra, che ricordo è un principio fondamentale. Principio fondamentale vuol dire che vincola tutti i pubblici poteri e prevale su qualsiasi altra fonte del diritto, interna e internazionale. Come agire per la pace? Allora, il soggetto di ripudio alla guerra nell'articolo 11 della Costituzione è l'Italia, il che vuol dire le istituzioni, ma anche ciascuno e ciascuna di noi. Tutte e tutti noi siamo chiamati a ripudiare attivamente la guerra e costruire la pace. E agire quel restiamo umani di Vittorio Arrigoni. Abbandonare quindi l'idea dell'Europa armata, ricordare che nelle origini dell'Europa c'è la pace. Questo era scritto anche nel manifesto di Ventotene. Ripudiare la guerra significa anche costruire la pace, quindi chiedere il cessate il fuoco, intensificare gli sforzi diplomatici, chiedere conferenze di pace nello spirito di Helsinki, proporre e praticare interposizione non violenta, diplomazia dal basso, creare corpi civili di pace, marciare per la pace, opporsi al riarmo e chiedere il disarmo. Ricordo 2 punti dell'articolo preliminare per la pace perpetua dagli Stati di Kant. Primo punto: gli eserciti permanenti devono con il tempo scomparire del tutto. E poi ancora, non devono essere fatti debiti pubblici in vista di conflitti esterni dello Stato. Ripudiare la guerra ancora è anche disertare. Voglio ricordare un esempio: l'esistenza esemplare del giovane soldato tedesco Schulz, che durante la Seconda Guerra Mondiale disobbedisce all'ordine di fucilare 14 partigiani jugoslavi e abbandona disarmato la propria squadra, il plotone di esecuzione nazista, e prende posto tra i partigiani jugoslavi condannati a morte. Ripudiare la guerra significa agire per la pace e quindi stare dalla parte dei diritti, nella consapevolezza che la guerra trascina con sé violenza, sopraffazione, violazione e negazione dei diritti. Vuol dire esercitare spirito critico, comprendere oltre la cappa di un'informazione arruolata. Vuol dire mantenere vivo il pluralismo della democrazia e mobilitarsi nella consapevolezza del legame fra pace, diritti ed emancipazione, in contrapposizione a guerre, diseguaglianze e dominio. Oggi la sensazione di impotenza è forte di fronte a questo orizzonte di guerra che si prospetta e ad una democrazia che sta scivolando sempre di più verso forme autoritarie. È facile non vedere, anche volgendo lo sguardo al futuro, che, cito le parole di Benjamin, una sola catastrofe che accumula senza tregue rovine su rovine. Lui lo diceva della storia, ma oggi lo possiamo dire anche del futuro. Ma è necessario reagire, provare a fermare questa corsa verso il baratro, scardinare quella che è una narrazione omologante, recuperare il pensiero complesso, il discorso critico, la possibilità di guardare oltre e di costruire una comunità internazionale che sia tesa alla pace e alla giustizia.
Vorrei chiudere, penso di avermi annoiato già anche troppo, quindi chiudo veramente, leggendovi una mozione approvata dai lavoratori delle officine Moncenisio, in Piemonte, da dove vengo. È una mozione del 1970. È una mozione che ci ricorda come si può attuare la Costituzione del ripudio della guerra. Ve la leggo. I lavoratori delle officine Moncenisio, considerando che il problema della pace e del disarmo li chiama in causa come lavoratori coscienti e responsabili, e che la pace è supremo interesse e massimo bene del genere umano, preoccupati dei conflitti armati che tuttora dilacerano il mondo e il corpo dell'umanità e dello spaventoso aumento del potenziale distruttivo in mano agli eserciti, diffidano la direzione della loro officina dall'assumere commesse in armi, proiettili, siluri o altro materiale destinato alla preparazione o all'esercizio della violenza armata di cui non possono e non vogliono farsi complici. Ecco, anche qui sta il senso del ripudio della guerra. E fermare la vertigine della guerra non è un'utopia, è essere realisti e mantenere vivo invece l'orizzonte della democrazia. Ed è un'azione concreta e necessaria nel segno della Costituzione che ripudia la guerra.